Ascolta e prende appunti. Andrea Franceschi ha accettato l'invito degli organizzatori ed ha seguito il dibattito del coordinamento dei consigli comunali di Anciveneto che, nel puntare il dito contro i funzionari, trova in lui convinto sostenitore. Ma quando sente dire che siamo tutti sulla stessa barca, non ci sta, non è così. C'è chi rema dalla mattina alla sera per arrivare dall'altra parte del fiume, c'è chi fa finta, c'è chi rema contro. Io questo lo dico per esperienza, insomma, tra amministratori e centinaia di dipendenti. Evidentemente pensare che siano tutti motivatissimi, determinati, professionali è una storia a cui non si può credere, insomma. I temi che io sollevo sono temi che sollevano tutti coloro che fanno il difficile mestiere di sindaco, di assessore, di amministratore comunale in genere. Insomma, si sa che siamo sul fronte, siamo i parafulmini, ci mettiamo la faccia, poi però quando proviamo a cambiare veramente le cose siamo anche soggetti a potenziali rischi, come quello che è capitato a me, un caso evidentemente limite, ma insomma in cui si riconoscono in tanti e credo che questo meriti una riflessione. Sono giornate di attesa per il sindaco di Cortina sospeso ed in esilio. Martedì è attesa la sentenza della Cassazione sulla misura cautelare che lo costringe fuori Cortina dal 15 maggio. Io sono sereno, continuo a dormire bene, la mia vita non posso dire di star male, insomma, spero che il 22 di poter tornare a casa, perché quello dopo 6 mesi credo sia un auspicio quasi naturale, tornare alla mia vita e tornare a occupare anche il ruolo che i cittadini mi hanno chiesto di occupare in comune, però insomma accetterò con serenità la decisione della Cassazione.